In sa questione del consorzio agrario de Nugoro, chi querene tancare a pustir di 80 anni di attività, interveniti su sindico de Nugoro Andrea Soddu. Est un atto usinzale desimpoverimento del suo territorio nostro, sempre spruso abbandonato dalla politica centralista de Castello e de Roma, nata a Soddu. In questa schida sappi studiare bene la situazione, faveddando che intraballadores e sindacaoso, da esordatos e si tappizza una realtà desana, un punto di riferimento per los operatori del suo territorio. Su consorzio agrario de Nugoro in Sardegna, est su chi ha pattius a crisi pruspacu desa seder de Castello e Aristanisi, che invece non sono in pericolo di tancare. Su consorzio agrario de Nugoro attappi una minimata de 8%, in Castello invece su cale stistau de su 65%. Su sindico Soddu ammentata che est un presidio usano, in pericolo di tancare che a sa Camera de Commercio, un affronto pro su territorio che perde posto de traballo e è costrinta a rinunziare a servizi essenziali e che danno umano pro su utentese. Tottur faveddana de rilancio de zarzonas internas e de guerra si spopolamento, si chi Soddu, ma no è stancande e accorpande chi si sorbene sos problema de sos territorio nostroso. In questa maniera non lassana sempre sprussoloso peleande. Sapellu meu este pro su consorzio agrario de sa Sardegna, concluiti Soddu, pro chisarvene un presidio fondamentale pro su comparto agricolo e pro su sindico de su territorio, che vacano una battaglia compartia pro sostennere sas comunidades nostras, pretendimus de essere ascoltaoso e de poter decidere. In sa questione desapprovazione de su bilancio de previsione de su comune de Nugoro interveniti in una nota Mara Sanna, consigliera comunale de su Movimento 5 Stelle. Oramai è scraro che si scadenzia posta da esa regione pro approvazione de su bilancio non sa a rispettare. Su 23 de maio, che in decreto firmao da assessori a sosente locale del Riu, hanno assegnato 20 dies pro approvazione de su bilancio de previsione a cui sosentes in ritardo. Sar 20 dies scaden i lunisi e su bilancio in Nugoro non ha essere approvato. Sa regione dunque di adeppere nominare un commissario, ma cantu parete su rispetto desa normasa non erga importante né pro Castello né pro Nugori, scrivete Marasanna. Su decreto legge 244 de su 2006 chi pone tesi scadenza pro approvazione de su bilancio de previsione a su 31 de marzo. Su comune de Nugoro non ha rispettao né in cussi scadenza né in cussa de lunisi. Sos comunes chi sono arriscande su commissariamento su nubindichi sa cussizzera Sanna pediti a su sindicu de Nugoro Soddu e a sa giunta ite sun facende. No ammus a permettere che si violano esa regola sposta a garanzia desa minorias e desa democrazia nata Marasanna. Sa terra cosa che nos appessamenta teste su mudore su presor documento de su bilancio de previsione chi cubana totus a scontierras in intro desa maggioranza. Su Movimento 5 Stelle a tabizilare supra su rispetto desa regolas e desa scadenzias, concluiti Sanna e stardu e pro Nugoro non batta prus tempusu. Investire in un progetto nuovo, sa ferrovia Terranova Nugoro a Basanta e sa proposta fatta da Roberto De Riu, consigliere regionale del UPD, che interveniti in su dibattito supra sos trasporto ferroviarios in Sardegna a maniera particolare cussos chi collegano Nugoro. De Riu ammentata de aere faveddau desa linea ferroviaria pro Nugoro che in s'assessore a sos trasportos Massimo Deiana a pustir de essere intervenu in sasetti a compartia desa scommissiones autonomia e bilancio. Su consiglieri des UPD mentovat uno scantor dattoso desa chistione ferroviaria in Sardegna. Pro l'uvachere ordinario si scartamento desa Nugoro Macumele di a toccare a torrare a nobusa linea. Pro cada chilometro biccherene dai deche a 2 milioni di euro. Su uvachende su collaudo deso streno novos in funzione in sa tratta Nugoro Macumele su trasporto des merzese su prusu si vachete intre Terranova e Castello. Secondo De Riu battaglia pro sa ferrovia si deve facere e deve essere un investimento umano in sas infrastrutturas pro tottu usarea tirrenica de sa Sardegna, piccanne in considero mescamente sa tratta Terranova Nugoro a Basanta. Vidi a chiedere un investimento de più di 1 miliardo di euro, ma su profetto pro sa popolazione e sa economia di attessere meda prurmannu.
Un'emozione che non resesse esplicare ma che ha pomanteso in sas intrannas e non ha può ermenticare mai. A lunare rest'Angelo Lobinas, alpinista nugoresu, contande de cando est arribau a su cucuru de Severest, su monte prusartu desa terra, 8.843 metros. Un momento de felicidade e serenidade capos accussentia di aver fatto un'impresa manna, primo usardo a essere arribau a su cucuru de su mundu. Sese stappas de su progettu Sardegna Sevens Summits, che previditi de arziare a sa spuntar de 7 continentese, Angelo Lobina, intervistato da Domenico Ruiu, l'ha contata custo manzano in nuguri in sinteri di una dove in sexme. Atta partecipau per is assessori Giuseppe De Sena, assessore regionale a Sisport, che attava veddau de su valore des impresa protottusa Sardegna e non pezzi pro su movimenti sportivu. Sebastian Koch, invece, assessore comunale a Sisport, ha battiu so saludor des azzitade. Angelo Lubina, grazie a Sardimandar de Domenico Ruiu, ha contau des avventura is Severest, ma per i desu chiatafaccheri in su venidoria. S'accabada de su progetto li mancata su monte Finson in Antartide, Artu Batomizzo 192 metros, impresa chiata a tentare in Iannario pro tancare su progetto Sardegna 7 Summits. Una psichissione contra sa Sardigna. All'onare del suo presidente desa regione Pigliaro a pustischi su governo a secur desa proposta de su Ministero de sos Affari regionalese a timpugnao sa legge de stabilità de 2017 desa Sardigna. L'ha fatto produar norma formale se nata a Pigliaro. Sa legge de bilancio invece se chieste sa sostanzia desa manovra finanziaria scolada se na problemasa. Dai Roma si si chita a pensare pezzi a sa forma. Si su bilancio anda bene, questa decisione non si comprendete. Fino a in questa ardiese provate la schistione de importo pro sa Sardegna su dialogo che sul governo e si chiuchi in profetto. A può pedire diretto una doppia urgente a su ministro Costa a provare tutto uso sclarimento necessario. Su governo a impugna una norma che pertocca investimento in sa sanidade che vale te pro su 2020, un'attere in materia de personale in sa centrale unica de committenzia, ambasa non toccano sa finanziaria che abbarra operativa, concluiti Pigliaru. De mese semu pedinde de non pagare più sos accantonamentos, semu pedinde de poter impreare su dinare nostro provacere politica de sviluppo, pro che si redesa crisi. Custa sunus a schistione de sustanzia e supra custa sa depete intervenne su governo.